Firmato nella Sala Tricoli dell'Assessorato regionale siciliano all'economia a Palermo il primo patto di stabilità regionale in attuazione della legge regionale 7 del 2012. Lo hanno sottoscritto l'assessore regionale per l'economia Gaetano Armao, quello per le autonomie locali e la funzione pubblica Caterina Chinnici, il presidente dell'ANCI Sicilia Giacomo Scala e dell'URPS Giovanni Avanti. Era presente anche il ragioniere generale della regione Biagio Bossone. Con questo accordo, il primo stipulato tra una regione e rappresentanti di comuni e province, la regione si avvale della facoltà di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità interno imposti dal legislatore nazionale per gli enti locali. In pratica la regione costituisce una sorta di stanza di compensazione trasferendo capacità di spesa dagli enti locali che ne hanno più disponibilità a quelli che invece ne sono carenti. Attraverso questo meccanismo di compensazione tra enti locali e regione concordato mettiamo in campo tutte le energie finanziarie possibili degli enti locali in modo da consentire che chi è più virtuoso possa spendere di più e chi è in affaticamento possa cedere parte del patto di stabilità disponibile ai comuni che hanno maggiore capacità di spesa. Questa è una scelta importante che punta a dare flessibilità al sistema siciliano nell'ambito di quella forte intesa che ha visto accanto regione, comuni e province per la prima volta uniti contro un'impostazione che viene da Roma, che purtroppo ha penalizzato la Sicilia con un federalismo fiscale municipale scelto soltanto da Roma. Noi abbiamo impugnato in Corte Costituzionale questa impostazione, abbiamo ottenuto una sentenza molto rilevante. Alla luce di questa sentenza noi abbiamo chiesto insieme a comuni e province di ripristinare tutti i tagli di trasferimenti agli enti locali che sono sino adesso stati effettuati inopinatamente e illegittimamente, incostituzionalmente dallo Stato, perché cosa ci dice la Corte Costituzionale? Le regioni speciali, la Sicilia in particolare e lo Stato, in materia di federalismo fiscale municipale debbono negoziare, nessuna scelta unilaterale è ammissibile, sicché le scelte finora fatte a livello nazionale sono in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.